Allora, stiamo parlando sempre di tumore al seno, IOV, professoressa Valentina Guarneri e il dottor Alberto Marchetta. Dottore, comincerei con lei. Approccio, dopo torniamo naturalmente a tutto l'aspetto che non so, ecco, che vorrei capire anche proprio con lei, se è prodromico oppure successivo, cioè la terapia, per esempio quando si provvede a fare la terapia chirurgica, l'intervento avviene prima della chemioterapia, c'è una procedura, un protocollo, successivamente in quali casi interviene il chirurgo? E che tipo di supporto dà, quindi se avviene prima o dopo, proprio per capire i pazienti che hanno subito trattamenti di un certo tipo come sarebbe corretto procedere. Leggo solo un messaggio: buongiorno Elena, si parla molto di ambiente ultimamente per il tumore al seno, può incidere? Quali ambienti bisognerebbe evitare? Grazie. E quindi chiederemo dopo alla professoressa eventualmente se ci sono componenti ambientali che favoriscono il sorgente del tumore. Sì. Il discorso della terapia della chirurgica prima o dopo la chemio o viceversa dipende, come abbiamo detto prima, dalle caratteristiche del tumore. Quindi ci sono tumori che effettivamente si giovano di un trattamento preoperatorio, quindi di fare prima la chemioterapia rispetto alla chirurgia, altri che invece vanno direttamente alla chirurgia. In questo senso noi discutiamo sempre i casi prima di portarli al tavolo operatorio, perché è importante che ci sia un percorso condiviso con tutte le figure professionali che si occupano del problema del tumore al mammella. Quindi non c'è un protocollo fisso, ma dipende dal tipo di tumore. No, ci sono protocolli fissi, ma i protocolli fissi vengono applicati a seconda del tipo di tumore. Quindi possono esserci tumori, per esempio, come avevamo accennato prima, triplo negativi, per i quali c'è indicazione, in rapporto peraltro alle dimensioni e alle caratteristiche generali, di fare un trattamento prevalentemente prima della chirurgia. Altri tipi di tumori, soprattutto i tumori ormonosensibili, quindi ormonopositivi, per i quali c'è una minore indicazione, molto minore, a una chemioterapia prima dell'intervento, e c'è una maggiore invece indicazione a fare l'intervento chirurgico subito. Tuttora sono prevalenti, come numero sono maggiori il numero di tumori che vengono trattati subito chirurgicamente rispetto a quelli che vengono invece inviati a un trattamento chemioterapico preoperatorio. Peraltro anche il trattamento chemioterapico preoperatorio è un trattamento che poi non esclude la chirurgia, cioè abbiamo una fase di trattamento di durata variabile a seconda degli schemi di trattamento che vengono utilizzati, a seconda del tipo di tumore, alla fine del quale, al fine di questo trattamento, si riprende il percorso chirurgico. E il percorso chirurgico è, tra virgolette, spesso facilitato dalla terapia che ha fatto prima, nel senso che una terapia meno demolitivo, esatto, spesso e volentieri si riescono a fare interventi meno demolitivi, anche se non bisogna mai trascurare il dato di partenza, cioè nel senso che dobbiamo sempre fare riferimento al dato da cui siamo partiti per decidere poi la scelta di trattamento, nel senso che possiamo avere delle risposte magari complete, il tumore sparisce apparentemente del tutto, però abbiamo all'inizio una estensione tale del tumore per cui l'intervento conservativo non riusciamo comunque a farlo, quindi va valutato caso per caso da questo punto di vista, ma i due percorsi non si escludono reciprocamente, anzi si integrano. Quando si interviene, professore, l'intervento normalmente comprende anche la rimozione quando sono malati dei linfonodi? Ma l'intervento comprende di solito sempre la rimozione anche dei linfonodi. Perché questo? Perché la via di diffusione, le due vie di diffusione del tumore alla mammella sono la via di diffusione ematica e la via di diffusione linfatica, quindi però sui linfonodi è cambiato tutto negli ultimi 20 anni, cioè? Insomma, nel senso che oggigiorno si fa sempre, quando c'è indicazione ovviamente a farla, l'asportazione del linfonodo sentinella, quindi salvo casi particolari in cui ci sia già una diffusione importante a livello dei linfonodi, si parte prima con l'asportazione linfonodo sentinella e solo in casi particolari si estende poi l'intervento a una dissezione, cioè l'asportazione dei linfonodi più importante, più estesa. Però ormai non si tende più a fare le dissezioni che si facevano un tempo, che comportavano grosse sequele anche per quanto riguarda la motilità del braccio, il linfedema, gli effetti collaterali della chirurgia, e questo è il motivo per cui si è andati sempre di più verso una chirurgia conservativa anche per quanto riguarda i linfonodi. Oggigiorno, per esempio, anche se uno parte con linfonodi positivi,
all'inizio della terapia, poi fa magari un trattamento neoadiuvante, quindi una chemioterapia, e i linfonodi si negativizzano, non è detto che si debba svuotare. Si possono comunque fare, se abbiamo una sicurezza, tra virgolette, una grande probabilità che i linfonodi siano negativi, si parte con la possibilità di fare un intervento conservativo anche sui linfonodi. Quindi si evita adesso, parlando di nuovi percorsi allo IOV, di demolire la mammella o le mammelle in modo più possibile, cioè quindi conservare il più possibile, però sempre nella tutela della salute, nell'ottica di una radicalità dal punto di vista oncologico, chiaramente, cioè quello è il nostro primo obiettivo, quindi il primo obiettivo è quello di far coincidere interventi magari conservativi con la radicalità di tipo oncologico. Nel momento in cui la radicalità oncologica non viene assicurata da un intervento conservativo, è gioco forza indirizzare la paziente verso un intervento di tipo demolitivo, cioè verso l'asportazione della mammella. Ma anche se andiamo verso l'asportazione della mammella, ci sono alcuni criteri che sono cambiati molto in questi anni. Per esempio, salvo casi particolari, si cerca di preservare il complesso areola-capezzolo, che dal punto di vista ricostruttivo poi dei grossi vantaggi per la donna, cioè il fatto di avere un intervento di mastectomia in cui riusciamo a mantenere il complesso areola-capezzolo nella fase poi di recupero post-operatorio e soprattutto di recupero psicologico della donna, cambia tutto rispetto all'asportazione del complesso areola-capezzolo. Questo non vuol dire che in tutti i casi possiamo risparmiarlo, però si cerca di risparmiare il complesso areola-capezzolo. Così come per quanto riguarda la parte ricostruttiva, si cerca di fare, quando possibile, la ricostruzione immediata. Cioè, questo cosa implica anche a livello organizzativo, strutturale della sala operatoria rispetto ad anni addietro? Ma intanto la ricostruzione immediata dipende con che modalità viene fatta. Sempre di più si cerca di fare la ricostruzione immediata col posizionamento della protesi al di sopra del muscolo pettorale. Quindi il muscolo pettorale non viene più, salvo alcuni casi, interessato dalla demolizione, nel senso che fino a qualche anno fa era praticamente quasi la regola posizionare l'espansore, cioè la protesi provvisoria o la protesi definitiva, al di sotto del muscolo pettorale. Questo voleva dire sollevare il muscolo, sezionare una parte delle sue fibre e quindi avere anche dei disturbi o degli effetti collaterali dal punto di vista funzionale che potevano avere una loro importanza. Oggigiorno, quando si può, ma ormai succede in una grande maggioranza dei casi, il posizionamento della protesi avviene al davanti, al di sopra del muscolo pettorale, quindi il muscolo pettorale viene risparmiato e questo chiaramente è un grosso vantaggio, così come è un grosso vantaggio il fatto che gli espansori si utilizzano sempre meno a vantaggio del posizionamento immediato della protesi. Questo è importantissimo perché il fatto degli espansori è stato, ha fatto soffrire molte persone anche. Ho avuto un tumore al seno 8 anni fa e dopo chemio, radio e intervento sono in terapia farmacologica. Si può dire che ne sia uscita? Sì, possiamo commentare. Allora, nel senso, questa sicuramente riesco a interpretare che una paziente che stia facendo la terapia antiormonale, che oggi in alcuni casi noi portiamo anche a un trattamento cosiddetto esteso, che arriva anche ai 10 anni in funzione del rischio. Addirittura 10 anni? Sì, in certi casi è indicato fare un trattamento prolungato. È chiaro che più ci si allontana dal tempo della diagnosi, minore è il rischio di recidiva. La sicurezza, quello che noi chiamiamo per definizione paziente guarito, in realtà sarebbe, che è una definizione anche abbastanza che noi usiamo molto poco, che è quando poi l'aspettativa di vita diventa uguale a quella di un soggetto di pari età senza che ha avuto la diagnosi. Dovremmo aspettare ancora un pochino di più, però dobbiamo dire dopo che i 10 anni il tempo per cui si definisce la guarigione è stabilito, dipende dal tipo di tumore, ma va del tumore alla mammella intorno ai 17-18 anni dalla diagnosi, però insomma dobbiamo dire che le probabilità di recidiva tendono poi ad avere un picco nei primi 3-5 anni e poi a ridursi nel tempo, quindi un minimo rischio rimane, ma diciamo che la maggior parte del percorso a questo punto lo possiamo considerare fatto. Ecco, visto che la domanda ha introdotto la questione farmacologica, novità dal punto di vista farmacologico, quindi tutte quelle pazienti, come ci scriveva anche la signora, che hanno un certo
tipo di cura che è stato prescritto continua ad essere sempre valido, oppure sono stati scoperti farmaci tali per cui le cose sono cambiate, e che cosa consigliate a quelle persone che si sono affidate, cioè che seguono una cura e magari non è più alla medesima? Dopo torniamo da lei, professore. Leggo anche il messaggio, meno male una trasmissione che parla di speranza e non di morte. In questo periodo in cui si parla solo di guerra, omicidi e morti sulla strada, povertà, grazie, famiglie, Anna. Un po' di ottimismo ci serve. Bravi, Anna da Padova. Grazie Anna. Allora sì, dunque no, sono cambiate tante cose, ma nel senso che in realtà quello che è cambiato tantissimo nel trattamento diciamo del tumore in fase precoce, chiamiamolo così, ha voluto dire un cambiamento che ha riguardato soprattutto i casi di alto rischio, in cui oggi noi abbiamo dei farmaci che si aggiungono a quello che rimane lo standard. Quindi diciamo che per la maggior parte dei pazienti il percorso di chemioterapia e terapia ormonale, pensando ai tumori a recettori ormonali positivi, rimane. Oggi abbiamo la possibilità di usare anche come prevenzione della recidiva i cosiddetti inibitori delle chinasi ciclino-dipendenti, che sono dei farmaci che hanno stravolto il trattamento in fase metastatica e oggi abbiamo visto che sono utili anche per i tumori ad alto rischio e che vengono però aggiunti al completamento del percorso standard. Abbiamo sicuramente l'immunoterapia nel neoadiuvante, negli alti rischi triplo negativi, e un'altra cosa importante è che abbiamo a disposizione anche dei farmaci specifici per i tumori che hanno per i pazienti che hanno tumori con mutazione BRCA. Quindi in questo caso sempre nel discorso dell'alto rischio. Questa era una realtà fino a qualche anno fa della fase metastatica, invece da un anno circa noi abbiamo questa possibilità terapeutica per i tumori che hanno mutazione per i pazienti che hanno un tumore BRCA mutato, però comunque ad alto rischio, quindi non i casi diciamo classici, ma le situazioni in cui abbiamo un rischio di malattia, di recidiva di malattia importante, quindi parliamo di tumori a recettori ormonali ma con più di 4 linfonodi metastatici in ascella, o comunque tumori triplo negativi con certe caratteristiche. Ecco, se c'è la mutazione BRCA c'è la possibilità di fare in aggiunta al trattamento standard anche dei farmaci mirati, ma quello che era standard 5 anni fa sta rimanendo standard. Quindi sta un po' cambiando anche un'altra possibilità, che è quella di ridurre, di descalare il trattamento. Quindi oggi noi sappiamo che in certe situazioni di minor carico di malattia possiamo fare delle chemioterapie un pochino più corte, e soprattutto nel sottotipo a recettori ormonali positivi oggi noi abbiamo dei test genomici che permettono di fare in maniera più accurata la stima del rischio di recidiva, e che ci possano far capire in quali pazienti possa essere sufficiente la sola terapia ormonale, perché stimano l'effetto della chemioterapia. Quindi ecco, quello che può esserci oggi di diverso è che magari qualche paziente a cui magari 5-6 anni fa, in cui non avevamo questa evidenza, per precauzione si faceva la chemioterapia, oggi si sta un pochino riducendo la quota di pazienti a cui oltre alla terapia ormonale offriamo anche la chemioterapia, ma parliamo comunque di tumori a rischio basso e intermedio. Certo, solo una cosa, la chemioterapia ha controindicazioni importanti. E questa è l'altra grande questione che purtroppo ha provocato anche delle morti, tra l'altro, ma resta una grande nuvola grigia su molte persone. Allora no, diciamo che le chemioterapie che usiamo oggi sono anche sono dal punto di vista proprio farmacologico, sono diciamo sempre più delle chemioterapie che riescono ad avere una efficienza maggiore sui meccanismi di replicazione propri delle cellule tumorali. Quindi le chemioterapie che stiamo facendo negli ultimi 10-15 anni sicuramente sono molto meglio tollerate rispetto alle chemioterapie di prima generazione. Oggi noi sappiamo usare meglio i farmaci, sappiamo fare meglio le sequenze, abbiamo dei farmaci che abbiamo scoperto che dati a dose più bassa settimanale sono più efficaci e meglio tollerati, quindi è chiaro che c'è una piccolissima quota che può avere degli effetti collaterali importanti, ma lavorando sulla selezione e soprattutto sulla informazione dei pazienti, di dire ok, nel 99% può succedere questo, certo, se succede questa cosa, attenzione, sentiamoci subito, fa questo e quest'altro. Quindi il paziente, come diceva il dottore prima, è seguito da questa equipe, quindi e soprattutto è selezionato. La chemioterapia, soprattutto in questa situazione, noi sappiamo che comunque dà un beneficio, ma è sempre un rapporto relativo al rischio di recidiva. Certo. È chiaro che un paziente che ha delle comorbidità dove
il rischio di effetti collaterali non è controbilanciato dal guadagno in termini di maggiore guaribilità, la chemioterapia non la proponiamo, ci sono altre cose che possiamo fare in alternativa. Perfetto. O comunque possiamo scegliere delle chemioterapie più adatte al profilo di rischio di effetti tossici del paziente, quindi abbiamo fortunatamente tanti farmaci che possiamo utilizzare e scegliere. Ti ricordiamo che tutti questi farmaci ci sono perché voi allo IOV potete fare ricerca, avete un'equipe, una bella equipe tra l'altro di tante persone, se parliamo di tumore al seno, vero professoressa? Certo, sono non riusciamo a fare la foto di gruppo, ecco, non c'entriamo. E quindi io con l'occasione ricordo che questa ricerca la potete sostenere anche voi, perché tutto quello che i nostri ospiti stanno raccontando sono innovazioni, come avete visto, anche degli ultimissimi anni, si possono fare proprio perché ci sono dei contributi che vengono dati dai privati, dai cittadini in modo semplicissimo, il famoso 5 per 1000 allo IOV, quindi darlo allo IOV per sostenere la ricerca ma anche l'assistenza. L'assistenza è un altro aspetto fondamentale. Basta firmare nel riquadro della dichiarazione dei redditi ricerca sanitaria e inserire il codice fiscale dello IOV. Voi lo vedete scritto in rosso, però basta che voi col cellulare, quando andate a fare la dichiarazione dei redditi, cercate codice fiscale dello IOV e lo trovate. E questo è molto molto importante perché aiuta, quest'anno ha aiutato in modo particolare lo IOV a crescere, ad avere dei contributi che danno veramente una mano ai ricercatori e all'assistenza. Di questo, siccome so che è super esperto e sa tutto, il dottor Marchet, degli ultimi risultati sono veramente importanti anche raccontarli. Ve ne parliamo dopo la pubblicità, oltre ad altre cose, altre novità in sala operatoria. Parliamo anche di chirurgia che deve essere demolitiva nei casi particolari, quando ce ne parlerà sempre il dottor Marchetta, tra poco.